Siamo al parcheggio Schweigerboden, sopra Luson. Oggi giornata stupenda, cielo terso, un bellissimo sole. La nostra meta è la cima Lasta. Poco sopra il parcheggio seguiamo ora il segnavia 2A verso la Malga Kreuzwiesen. Piccolo break per ammirare questo stupendo panorama. Siamo arrivati alla Malga Kreuzwiesen, dove nel ritorno ci fermeremo a mangiare. Ora noi proseguiamo sul sentiero 12A, direzione Campil, per poi raggiungere Cima Lasta. Arrivati a questo punto lasciamo il sentiero 10 per seguire il sentiero 12 verso la cima! Mano a mano che stiamo salendo, la vista panoramica si sta ampliando. Per arrivare alla cima mancano ancora 10 minuti e si può già vedere. Siamo arrivati a Cima Lasta, una cima facile da raggiungere ma che offre davvero un panorama interessante. Lasciamo Cima Lasta e ci dirigiamo adesso verso Malga Kreuzwiesen, seguendo il sentiero 12. Siamo davanti al nostro piatto. Io ho preso pasta asciutta, buonissima,
e i Knoder con Kraut e Speck. Aspettiamo ancora il piatto di Sandra, che come sempre ha preso cose un po' particolari e dobbiamo attendere. Per adesso insomma, buon appetito! Anche il mio piatto è arrivato. Un misto di verdura con formaggio fresco della Malga. Benvenuti tutti sull'Alpe di Luzon. Qua stiamo sul rifugio Kreuzwiesenalm, che è proprio in centro dell'Alpe. Noi siamo un punto di ristoro per tutti voi. Abbiamo un'azienda familiare con una bella fattoria, con delle bestie, con un caseificio e il ristorante con il rifugio alpino. Sono appena uscito dal caseificio, forse si vede, col grembiule bianco. Facciamo diversi tipi di formaggi, sono formaggi freschi, sono formaggi anche stagionati, facciamo formaggi tipici della zona con il latte crudo d'alpeggio. Oltre di mangiare potete anche alloggiare qua da noi. Il nostro rifugio alpino offre delle camere storici, nostalgiche e anche camere nuove che sono un po' più comode. Vi aspettiamo! Bene, dopo aver bevuto e mangiato abbondantemente questi splendidi piatti, e qui facciamo veramente i complimenti al cuoco, facciamo ritorno al parcheggio seguendo il sentiero dell'andata. Siamo ritornati al parcheggio e abbiamo concluso il nostro giro. L'escursione di oggi è stata molto semplice, però abbiamo goduto anche di un bel panorama. Consigliamo vivamente una sosta alla Malga Kreuzwiesen per degustare i loro piatti, sia dolci che salati, per la disponibilità e la gentilezza del personale. Ora noi vi salutiamo e come sempre, alla prossima!